sul primo palo rasoterra, un rimpallo ancora, il CJ, arriva questo gol straordinario da parte della squadra di casa, 1-0 del CJ all'8° minuto di gioco, la sblocca improvvisamente. Crescere di intensità, di ritmo e soprattutto creare tantissime occasioni. Attenzione a Codignoli che ruba la palla davanti alla porta, Codignoli fa fuori il portiere e fa siglare il 2-0 in apertura di secondo tempo. Il CJ raddoppia e adesso partita in salita per la Pisana. Calcio d'angolo che verrà battuto in questo momento dalla Pisana con Cesaro, secondo palo a cercare la conclusione un po' svirgolata, poi il colpo di testa davanti alla porta e il gol di Ricci che va ad accorciare 2-1, il gol forse è di Ricci, forse è del numero 14 Scerrati, fatto sta che siamo 2-1. Ricci ha preferito un passaggio sfortunato, ora tiro dalla distanza e arriva l'Eurogol, il secondo in questa partita di Scerrati. Neo entrato, 2 gol per Scerrati e lui l'uomo del match, 2 pari qui alla Stella Azzurra. Fischia l'arbitro. Parte Princigalli contro De Bernardo, spiazza il portiere e riporta il CJ in vantaggio, 3-2 per i padroni di casa. Opportunità per la Pisana, attenzione a questo tiro e arriva il gol, deviazione sotto porta di Martinelli, 3-2 dalla fine, la Pisana non molla mai. Ancora di Martinelli, Scerrati col destro, è un gol incredibile, tripletta di Scerrati, uno più bello dell'altro, la Pisana vicinissima ad espugnare la Stella Azzurra. Veramente difficile resistere agli attacchi del CJ, ora Regis in mezzo all'area, conclusione e l'incredibile 4-4 si gira e conclude sotto la traversa dove nemmeno il fenomenale De Bernardo può arrivare, 4-4.